Ogni anno andiamo sotto la soglia precedente, è una città di anziani, ma dobbiamo sottolineare che il trend dell'invecchiamento riguarda tutto il nostro paese, non da oggi ma da 30 anni. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a margine della presentazione del padiglione Venezia ieri a Ca' Farsetti, interviene nel cuore del dibattito demografico, lo spopolamento del centro storico di Venezia. Secondo gli ultimi dati diffusi da Venezia.com, che monitora ogni settimana il Venexodus, al 29 marzo il dato è di 49.027 residenti. Sempre Venezia.com però ha anche mostrato come in terraferma si facciano notare dei segni più. Negli ultimi 2 mesi Mestre Centro ha guadagnato 119 abitanti, Carpenedo e Bissuola 117, Marghera, Catene e Malcontenta 93, numeri che farebbero guadagnare al comune 350 abitanti in 2 mesi, arrivando a un totale di 252.897 residenti. Con un caveat però: il dato consuntivo di abitanti al 31 dicembre 2023, riportato da Venezia.com, è di 252.623, mentre il comune ne conta 252.340. Guardando alle anagrafiche pubblicate dal comune, aggiornate appunto al 31 dicembre dell'anno scorso, la terraferma ha un trend in negativo che negli anni l'ha portata a perdere abitanti, pur con una costante crescita di stranieri. Per il centro storico i gradini sono più ripidi: dal 2003 al 2023 si sono persi quasi 15.000 abitanti. I dati ci mostrano classi con sempre meno bambini, è anche una questione culturale, riflette Brugnaro. Come risolvere? Con l'integrazione, comprendendo il fenomeno. Se abbiamo una città con una popolazione anziana, si chiede poco rumore, poco di tutto, diventa meno attrattiva. Dobbiamo vincere la sfida della cultura e credere nei giovani. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 3 aprile 2024, la prima notizia del giorno riguarda Venezia, una città che sta scomparendo sotto la soglia dei 49.000 abitanti in centro storico. Il sindaco Brugnaro cerca di giustificare questo vero e proprio esodo dalla città storica parlando di un calo generale in tutto il paese. E allora è dibattito sullo spopolamento. Abbiamo letto le prime colonne dell'articolo di Camilla Gargioni per La Nuova Venezia. I numeri di Venezia.com che indicano una crescita in terraferma e appunto invece un calo di residenti nella città storica. Abbiamo visto dal 2003 al 2023 nelle statistiche ufficiali si sono persi quasi 15.000 abitanti nell'isola, che qualche anno fa è scesa sotto quota 50.000 e oggi appunto scenderà sotto quota 49.000. La ricetta del sindaco Brugnaro punta su progetti e iniziative, più cultura e credere nei giovani. Certo, affermazioni che da parte di un sindaco arrivato quasi alla fine del suo secondo mandato suonano un po' come degli slogan. I dati comunque sono pesantissimi e impressionanti. Se la città storica di Venezia si spopola, lo stesso vale in realtà anche a livello complessivo per il comune di Venezia, che nel 2003 aveva 271.663 abitanti, oggi, o meglio il 31/12/2023, ne ha 252.000, un calo di quasi 20.000 abitanti, e infatti il comune di Venezia da qualche anno non è più quello più popoloso del Veneto. Il capoluogo di regione ha lasciato posto infatti nella classifica delle città più popolose al comune di Verona. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che troviamo sul Gazzettino. Immigrati solo per 4 su 10 rappresentano una risorsa. Nonostante la carenza di manodopera, lo straniero suscita ancora scetticismo. Favorevoli tuttavia i giovani, tra i più contrari gli anziani e chi vota per il centrodestra. Si tratta dei dati raccolti dall'osservatorio sul nord-est per il Gazzettino, un sondaggio
realizzato da Demos. Gli immigrati sono una risorsa per la nostra economia? Questa è la domanda che è stata rivolta a cittadini della provincia di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tema abbastanza controverso, basti pensare che tra gli elettori del Partito Democratico la risposta è sì nel 90% dei casi, mentre tra gli elettori della Lega e di Fratelli d'Italia la percentuale cala al 15%. Interessante il dato della fascia 18-24 anni, i giovani sono convinti che gli immigrati siano una risorsa per la nostra economia. 78% degli intervistati ha risposto di sì. Ma proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e vediamo le pagine della politica regionale rapidamente, partendo ancora dal Gazzettino. C'è una paginata dedicata a Milena Cecchetto, la sua scelta di candidarsi nuovamente sindaco di Montecchio Maggiore. Dalla regione al municipio i soldi conta di più la gente, questo è il virgolettato riferito a Milena Cecchetto. La leghista vicentina pronta a lasciare Ferrofini e 8.000 euro netti per il paese. Qui il giornale, il Gazzettino, nell'articolo di Alda Vanzan sottolinea la differenza di stipendio, di indennità meglio, tra un consigliere regionale che appunto raggiunge gli 8.000 euro al mese e un sindaco di un comune come Montecchio Maggiore, che sicuramente riceve un'indennità inferiore, quindi per significare una scelta convinta di questa candidatura. Ma vediamo cosa dice Milena Cecchetto. Torno a fare la tigre di Montecchio. A Bassano invece il centrodestra rimane spaccato. L'articolo di Alda Vanzan comunque ricostruisce la vicenda di Milena Cecchetto, l'appoggio alla legge di Stefano Geller in regionale, le molestie di Gio Formaggio, quanto hanno inciso, dice Cecchetto, 0. E poi vediamo invece i quotidiani del gruppo NEM. Lega Fratelli d'Italia, tregua armata. Il centrodestra unito candida Cecchetto a sindaca di Montecchio Maggiore, ma a Bassano e Chioggia restano le divisioni. Giovine, deputato di Fratelli d'Italia, uomo forte di Elena Donazzan, dice è incomprensibile questa situazione. Fratelli d'Italia, Finco non ci ha neanche invitato alla conferenza per la sua candidatura. Qui il caso è quello di Bassano. C'è poi un asse dei dissidenti del nord all'interno della Lega che scrive una lettera al segretario Salvini dicendo no a fascisti ed estremisti. I due volti di questa iniziativa sono Germano Racchella, ex deputato, attuale sindaco di Cartigliano in provincia di Vicenza, e Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda, fondatore del coordinamento MGP, che sta per Movimento Giovani Padani. Insomma, le divisioni nella maggioranza che governa il Veneto e l'Italia verso le elezioni comunali proprio nella nostra regione. La frattura più marcata si registra, come abbiamo detto, a Bassano del Grappa, dove la coalizione di maggioranza alle prossime amministrative si presenterà divisa, la Lega e Forza Italia con Nicola Finco, mentre Fratelli d'Italia probabilmente con l'uscente ed ex leghista Elena Pavan. Lo scontro tra i partiti di governo nell'amministrazione delle città. Qui siamo a Chioggia, dove si è rotto il patto di centrodestra. Il sindaco Armelao ha silurato il suo vice, provocando la reazione dei consiglieri meloniani, ora posizionati dal lato dell'opposizione. Amministrazione ai titoli di coda, si chiedono i quotidiani del gruppo NEM. No, perché Armelao, il sindaco, avrebbe già un accordo con i civici. Insomma, situazione estremamente ingarbugliata nel centrodestra veneto, come già abbiamo visto nelle scorse puntate. Chiudiamo questa parte di rassegna stampa con un breve cenno all'intervista, lunghissima intervista firmata da Enrico Ferro, che ha parlato con Elena Donazzan, assessora regionale al lavoro, al diritto allo studio, alle pari opportunità, che attualmente è candidata alle elezioni europee. Allora vediamo cosa dice Elena Donazzan. Dopo 24 anni lascio la regione per portare il Veneto in Europa. È consigliera regionale dal 2000 Elena Donazzan, poi assessora dal 2005, è attualmente la più longeva amministratrice di Palazzo Balbi, superando perfino
l'eterno Luca Zaia. Ho dovuto rinunciare a molte cose, dice però Elena Donazan, non ho una famiglia mia e questo mi dispiace tanto. E poi ancora altri virgolettati: divisiva, io sono identitaria, ho forti convinzioni morali e culturali e credo sia giusto così. Non capisco le schermaglie tra Lega e Fratelli d'Italia, non mi piace la politica che litiga sui posti, dice a proposito appunto della crisi del centrodestra o quantomeno dei continui litigi all'interno dell'alleanza che poi è la più volte riconfermata in regione. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le notizie flash dai quotidiani del gruppo NEM. A Verona le voci di Israele domenica ad alta tensione, ci preoccupano i giovani. Dopo Roma e Milano l'associazione 7 ottobre sceglie il Veneto per un evento, il presidente Stefano Parisi: noi partiamo dalla difesa dei valori occidentali. E però nel frattempo vediamo che si scalda anche il fronte degli Atenei, riprende la mobilitazione degli studenti in vista della scadenza dell'avviso nazionale per la cooperazione con Israele sulla ricerca scientifica. E allora vediamo a Padova lo spazio Catai lancia la manifestazione in occasione dell'incontro del Senato accademico. Padova blocchi bando e accordi, un presidio al Bo dei collettivi, titolano i quotidiani del gruppo NEM. E poi protesta di Lisca a Ca' Foscari, tutte le iniziative di confronto. Venerdì il gruppo studentesco manifesterà prima sotto il rettorato e poi anche allo UAV. Insomma, polemiche ancora sul Medio Oriente in fiamme. E chiudiamo quest'altra parte di rassegna stampa con una dichiarazione di nuovo del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in questo caso sulla questione, sul dibattito che anche in questo caso è stato acceso rispetto alla partecipazione di Israele alla Biennale. Allora dice: Biennale, Israele sarà presente, la cultura non deve chiudersi. Il sindaco di Venezia Brugnaro ha confermato ieri la partecipazione, ha parlato anche del caso legato al padiglione della Russia, che dice è chiuso perché non vogliono intervenire. Quindi questa sarebbe la differenza tra i due paesi e la loro presenza o meno appunto alla Biennale. La Russia non c'è perché non vuole essere. Chiudiamo questa rassegna stampa con una notizia flash che arriva dalla montagna. Misurina, valanga piomba su un gruppo di sci alpinisti, 14enne salvata nella neve. Distacco nel gruppo dei Cadini, estratta dai finanzieri in addestramento nella zona. Questi giorni il rischio slavine è forte. La ragazzina, che è stata appunto salvata di Forni a Voltri, in provincia di Udine, si trovava a una ventina di metri sotto il resto della comitiva, a diverse contusioni. Un altro escursionista, che era ancora più in basso nel canale, emergeva dalla coltre dal busto in su, praticamente illeso. L'articolo è di Giuditta Bolzonello e Ivonne Toscani per il Gazzettino di oggi. E per questa rassegna stampa è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.